Oggi vi voglio parlare della piralide del bosso, un insetto che 5 anni fa ha attaccato completamente il parco, in particolare tutti i bossi, la più grande collezione di Buxus sempervirens al mondo, quella appunto del Parco Giardino Sigurtà. In pochi giorni era stata attaccata completamente da questo insetto, la Cidalima perspectalis o Diaphania perspectalis, la piralide del bosso. Nessuno conosceva come controllare questo piccolo insetto, per cui incredibili sforzi, ricerche e all'aiuto delle università e alla fine con tanta dedizione e con tanto amore abbiamo capito come si poteva risolvere il problema. Grazie all'aiuto dell'Università di Bologna siamo riusciti a capire come controllare questo insetto. Abbiamo posizionato all'interno del parco 16 trappole con feromoni. Il feromone non è nient'altro che una sostanza che viene messa all'interno di queste trappole, i maschi vengono attirati da questo profumo, entrano nella trappola e si catturano. Questo ci permetteva di capire quante farfalle venivano catturate e quanti insetti erano presenti, permettendoci così di cominciare a fare dei trattamenti chiaramente completamente naturali e completamente biologici. In poco più di 6 mesi abbiamo risolto il problema e siamo riusciti a controllare questo piccolo insetto che tanti danni ci aveva fatto.